Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco, benvenuto al sindaco di Catania Trantino. Allora, per i vostri WhatsApp, come vedete, potete telefonare al 342 74 55 005. Per le vostre mail, tutto unito, Sicilia24Focus, vedete a sinistra, @telecolor.it. Sindaco, se lei è d'accordo, io comincerei con il protocollo che ha recentemente firmato con RFI FS, cioè con le ferrovie in sostanza, su infrastrutture e rigenerazione urbana. L'importanza di questo accordo? Ma l'importanza è in chiave prospettica. Io non voglio chiaramente vendere quel che non abbiamo, però questo diventava il primo passo in vista della realizzazione del nodo Catania, perché per la nostra città sarebbe la svolta, perché prevede l'interramento della stazione centrale di quasi tutta la rete ferroviaria con la restituzione alla città del waterfront, oltre ovviamente all'efficientamento della rete ferroviaria intera, perché finalmente così, e questo mi fa essere ottimista sulla finalizzazione dell'accordo, potrà essere concluso l'alta capacità Messina, Catania, Palermo, per la quale già sono stati investiti molti soldi, pertanto rimarrebbe ovviamente quella strozzatura che impedirebbe il passaggio dei treni veloci e quindi ci consente di essere positivi sul fatto che presto troveremo i finanziamenti. Terza cosa, c'è poi l'accordo di rigenerazione urbana sui cespiti immobiliari che appartengono a una società del gruppo Sistemi Urbani, e noi se solo pensiamo al deposito locomotive che c'è in Piazza Europa comprendiamo qual genere di opera, di intervento si può fare per loro capitalizzare quelle due strutture immobiliari che hanno, e noi per poter in tutto il resto, per esempio, realizzare un parco urbano a degradare sul Caito. Questo poi si vedrà nella definizione successiva. Quindi abbiamo finalizzato il primo step, adesso comincerà subito il dibattito pubblico, perché ho chiesto che venga avviato quanto prima, nonché contemporaneamente i tavoli tecnici per comprendere quali sono gli ulteriori passaggi progettuali da andare a definire in vista poi del finanziamento dell'opera. Però un minuto, quando parliamo di questa cosa è chiaro che ci proiettiamo in un tempo che va almeno da qui a 6 anni, non prima, ma è un inizio, dobbiamo cominciare da qualche cosa. E noi avremo il tempo di seguirli in questi 6 anni, sindaco. Bene, bravo, mi piace così, direttore. Ce lo auguriamo. Allora, veniamo invece alle cose di oggi. Catania e le periferie dimenticate. Oggi 2 esempi dove i progetti di rilancio durano pochissimo tempo e poi ricadono nel dimenticatorio. Siamo andati a Librino e al villaggio Sant'Agata. Indovina chi c'è andato? Indovini. Chissà. Torino De Mana. Nelle intenzioni c'è il riscatto della periferia catanese, ma dopo aver intercettato fondi europei per realizzare parchi e zone a verde, tutto o quasi viene dimenticato e poco importa se si tratta di soldi pubblici. Quella che vi mostriamo non è un'area desertica, ma una distesa di piante, oltre 2000 e di varie specie messe a dimora e lasciate al loro destino. Mandorlo tuono, resiste solo quest'alberello, tra l'altro in difficoltà perché la terra alla base è arida, a fronte di migliaia di piante morte o quasi morte. Ci troviamo a Librino, in prossimità del Viale Nitta, ma tutto sembra tranne un'area destinata al verde. Il terreno arido non lascia sperare nulla di buono, la mancanza di precipitazioni, le estate torride alle porte, l'impianto di irrigazione non funzionante fanno il resto, azzerando ogni progetto di rilancio. Vicino alla spina verde di Viale Nitta numero 12 sono stati piantumati oltre 2000 alberelli, lasciati lì a morire purtroppo perché non irrigati, creando un vero e proprio cimitero delle piante. Tengo a precisare che l'atto di indirizzo politico non è partito dal sesto municipio e pertanto chiediamo alle direzioni che ancora ad oggi non si interfacciano con il consiglio del sesto municipio di farlo. Da Librino a Villaggio Sant'Agata, anche qui, soldi europei per consegnare ai cittadini un'area attrezzata. A distanza di pochi mesi dall'inaugurazione balzano agli occhi le condizioni di questa panchina smart, ormai inutilizzabile, i giochi già fuori uso e la presenza nelle vicinanze del campo di calcetto di una nutrita colonia di topi. Il video che vi proponiamo è di un telespettatore, questo signore, che ci segnala alcune stranezze. Ci sono più topi che bambini qua e non è giusto mettere i bambini escrementi che ci sono in giro. Anche la luce sono ornamentali, ma non accendono. Perché non accendono? E poi rincara la dose. Ho visto che mancava questo bullone e tra topi, tra questa qua, io non la porto più.
All'esterno, questa sì, colpa esclusiva degli incivili, l'immancabile discarica a cielo aperto. Sindaco, a lei la parola. Cominciamo dalla fine. Perché questa sì colpa dell'incivile e il resto no? Se manca il bullone che non cade da solo, evidentemente qualcuno che l'ha tolto. Se ci sono episodi di vandalizzazione, la colpa è degli incivili. E mi verrebbe anche da dire una cosa rispetto per esempio a quello che abbiamo visto sulla panchina. Io non ho voglia più di aggiustarlo. Ma che se loro non tengono alla cura del patrimonio che noi, investendo soldi pubblici, realizziamo, evidentemente significa che non desiderano che ci siano gli sbarchi per i loro figli, neanche per figli che vengono da altri quartieri. Certo. Non meritano nulla. Ma alcuni. topi e luce? Per quanto riguarda i topi, la luce non lo so, su questo mi informo perché è un nostro dovere. Devo capire se si tratta del furto di fili di rame oppure di un qualche malfunzionamento che possiamo subito riattivare. Bene. Per quel che riguarda i topi, non so se c'è stato un problema in qualche scarico fognario vicino, verificherò, però a me era stato detto fino all'altro giorno, parlando con la sesta municipalità, che il problema non era, c'erano dei problemi ma non così importanti come invece il servizio sembrerebbe segnalare. Andrò a verificare di persona, però è veramente difficile. Confesso che mi viene sempre meno voglia di andare a riparare quegli altri premeditatamente rompono. Quindi poi su questo valuterò. Ma le piante di Librino? Per quanto riguarda i piante di Librino ci stava arrivando, è città metropolitana, non è il comune, ma sono sempre io il responsabile. Se effettivamente dovessero essere piante morte, perché non può essere né Demana né io né il consigliere della municipalità a dirlo, ma devono essere gli esperti ovviamente, certo. Perché a me sono arrivate delle diverse notizie, ma è possibile che le notizie che mi siano giunte non sono notizie vere, ma in ogni caso è un problema della ditta che si è aggiudicata l'appalto, perché con l'aggiudicazione si era anche presa in carico la cura e la manutenzione del verde, nonché la sostituzione degli alberi morti. Quindi su questo adesso noi ci attiveremo per andare a diffidare alla ditta un maggior controllo. Questo è importante, Sindaco, perché sono immagini di stamattina, le abbiamo tirate. Sì, ma no, ci mancherebbe un dubbio, per carità, però devo capire se sono veramente morte, se sono morte devono immediatamente rimpiazzarle e curarle, perché in effetti il terreno non riceve una goccia d'acqua, questo si vede dal... Inutile che le dica, Sindaco, che a noi fa piacere questo, cioè nel senso che noi non è che vogliamo, no, è giusto che come dire, siamo creare qui. problemi, No, vogliamo la soluzione. Assolutamente, ecco. assolutamente, lo capisco perfettamente. Perfetto. Giusto. Andiamo a vedere adesso invece il Parco Gandhi ripulito. Qui c'è, come dire, la pillola indorata. Ed è il risultato dell'azione che voi compiete, quindi assolutamente d'accordo siamo. No, ci fa piacere. Ecco, come vedete, dopo il nostro servizio denuncia sullo stato abbandono del Parco Gandhi, il comune di Catania ha avviato un intervento straordinario per rendere più accogliente, come vedete, l'area verde. Operai della Multiservizi in azione, l'avete visto un attimo fa, per rimuovere le bacce che non ci sono più, tagliare i rami secchi che rischiavano di cadere al suolo. Però, direttore, su questo tema della manutenzione del verde ho chiesto che ci sia quanto prima un confronto, perché in effetti non capisco, una volta che ho appreso che ci sono 55 dipendenti per la manutenzione del verde a Multiservizi, io desidero capire perché siamo così in ritardo su tanti interventi. A breve avremo questa riunione, perché in effetti non mi piace quello che vedo. Ma che opinione si è fatta? Che idea si è fatta? Non mi faccio alcuna idea, nel senso che io, più che affidarmi alle mie sensazioni, desidero conoscere, desidero sapere se è un problema di contratto di servizio o se ci sono altre difficoltà, se è un problema di età dei dipendenti, per cui magari essendo un po' più anziani hanno meno dinamismo e meno capacità di essere attivi. Vediamo. Torniamo a Via Santa Sofia, che è come gioia e dolori, perché la situazione è migliorata per quanto riguarda la, diciamo così, viabilità. Dopo le giornate di passione che le tante lamentele degli automobilisti che noi abbiamo raccontato, sembra esserci finalmente un po' più di calma. Via Santa Sofia, come sapete, è uno snodo nevralgico a Catania per raggiungere il Policlinico e la cittadella universitaria. La presenza fissa di una pattuglia della Polizia Municipale ha consentito di liberare, come vedete, ecco qua, una parte della strada che subiva un notevole restringimento, perché alle auto in sosta vietata si aggiungevano quelle in doppia fila, e quindi è stata fatta una raffica di verbali a ridosso dell'ingresso del pronto soccorso e quindi si è fronteggiata la sosta selvaggia. Questo, se lei vuole fare un commento, se no... No, l'unico commento che posso fare è che noi abbiamo chiesto al comandante della polizia locale che ci sia
possibilmente anche ogni giorno una pattuglia proprio per questo. Io dico subito, se la pattuglia non è lì, di certo non rimane al comando ma a scrivere, è impegnato sul resto del territorio, certo. Sappiamo qual è la condizione per adesso, dico sempre, ricordo che dovremmo assumere questi 180 vigili che in qualche modo mi auguro cambieranno il panorama. Lo ricordiamo, infatti queste immagini si riferivano a ieri e avevamo segnalato, come dire, il miglioramento di quella situazione. Ma sempre in via Santa Sofia proseguono i lavori per la realizzazione della pista ciclabile che l'amministrazione, malgrado lamentele e criticità, eccola qua, la vedete, quella in blu, non intende fare marcia indietro su questo. Ora sentiremo il sindaco. A causa della sporgenza di un balcone, come abbiamo segnalato noi, eccolo qua, è stato leggermente, vedete, spostato il tracciato che è riservato. Intanto però i rappresentanti della quarta municipalità hanno avviato una raccolta di firme contro questa pista ciclabile, sindaco, che dicono danneggia in particolare i residenti delle vie Varese e Bergamo. Ne prendo atto. Non so se il danneggiamento di questi residenti derivi dal fatto che forse c'è minore spazio per le aree di sosta. Immagino di sì. Ieri ho parlato con il vice sindaco che mi ha detto che c'è una prospettiva molto interessante per quanto riguarda la compensazione di queste aree di sosta in ambiente prossimo alla via Varese, quindi è un qualcosa su cui stiamo ovviamente seguendo con attenzione, però proviamo invece a ribaltare il focus. Proviamo. La gente si lamenta che mancano sistemi di mobilità alternativa, noi realizziamo le piste ciclabili, questo è il successo dell'operazione. Dopodiché le pur comprensibili lamentele dei residenti troveranno un modo per giungere a una definizione che sia soddisfacente con l'interesse collettivo, ma è chiaro che noi dobbiamo guardare sempre all'interesse pubblico. Se noi lo possiamo contemperare con gli interessi dei singoli, è naturale che abbiamo il dovere di farlo. D'accordo, allora sindaco, per il momento facciamo una pausa, se lei è d'accordo, mandiamo la pubblicità noi e poi ci ritroveremo in diretta con il sindaco Trantino, che ringraziamo ancora per essere con noi. State con noi, a dopo. Seconda parte dell'appuntamento con il sindaco di Catania Trantino, che è qui in diretta con noi per rispondere alle vostre domande, alle vostre osservazioni. Vedete il WhatsApp 342 74 55 005 e la nostra mail Sicilia24Focus, eccola lì, @telecolor.it. Tutta questa seconda parte, sindaco, la dedichiamo alle osservazioni e domande degli ascoltatori. La prima delle quali, mi rivolgo agli ascoltatori, non immaginerete mai chi ce l'ha fatta, e ce l'ha fatta proprio lui, il sindaco di Catania Trantino, inviando questa fotografia al nostro Tonino De Mana con quelle sue parole, che le leggo testualmente. Queste sono le cose indegne. Non diciamo di chi è però, Come dice, non diciamo chi è l'autore. No, per carità. Queste sono le cose indegne. 10 sacchi di rifiuti lasciati Da qualcuno. Ok. Ma che siamo in Che è un'amministrazione pubblica, siccome l'abbiamo sanzionata, lunedì notificheremo il verbale, quello che mi dà veramente fastidio è quando sono i soggetti pubblici a lasciare questo schifo al centro di Catania, in pieno centro storico, Rivediamo un attimo, il sindaco desidera vedere alle 13:30, non è ammissibile. Infatti qua continuava la sua, ho saltato la parte che non desidera che io leggo, ho chiamato la pattuglia e stanno venendo per contravvenzionare, infatti così è stato. Assolutamente sì, e lunedì lo notificheranno perché non c'era più nessuno in questo ufficio. Ovviamente chiamerò anche il responsabile dell'ufficio, che mi rendo conto magari non ha alcuna responsabilità, ma affinché sensibilizzi gli operatori, che saranno probabilmente i responsabili della ditta di pulizie, perché devono essere loro a modulare la propria organizzazione aziendale in base alle esigenze del comune. Non è che noi possiamo adeguarci a tutti quanti, per cui facciamo le pulizie alle 2, non è un problema mio. Trovo una soluzione, li porti in discarica, li porti tu a un CCR, ma non è un problema mio, non me li puoi lasciare a centro di città con tutti quanti i turisti che passano e rimangono sgomenti.
Ho un sorriso su questa cosa un po' seria che lei ha appena detto, ma sto messaggio ha sbagliato indirizzo o l'ha mandato veramente al Tonino De Mana, al nostro Tonino De Mana? Ma gli volevo fare vivere un momento di gloria. Un momento di gloria, caro Tonino. Allora, adesso tocca a voi invece, si scherza, ma la fotografia era molto seria e, come abbiamo sentito, altrettanto seria la risposta e le iniziative prese dal sindaco. Vediamo un po' i vostri messaggi. Buongiorno, vorrei informare il signor sindaco che l'unico ospedale di Catania Centro, il Garibaldi, ha la strada che immette al pronto soccorso tempestata di buche e che gli alberi che lo costeggiano sono veramente in uno stato di assoluto abbandono. Qui si parla del Garibaldi. Catania Centro, ok. Il tema della manutenzione strada l'abbiamo toccato più volte. Proprio oggi abbiamo mandato una richiesta alla Regione Siciliana per un cospicuo intervento finanziario a nostro supporto per il rifacimento delle strade. Non so se riguarderanno via Lago di Nicito e tutte queste strade a cui si riferisce il nostro lettore, perché, come devo ribadire ogni volta, se sono strade che saranno interessate dai lavori di depurazione è inutile che interveniamo oggi per poi far sì che si rompano fra qualche mese. Su questo dobbiamo aspettare. Siamo lenti, lo so, lo ribadirò fino alla noia, manutenzione strade, manutenzione marciapiedi, su questo abbiamo delle difficoltà oggettive. Ieri abbiamo avuto un'altra riunione per quanto riguarda il rimpinguamento delle risorse di bilancio. Non ci sono così tante risorse. Laddove possiamo dare delle risposte è chiaro che le dobbiamo dare, perché è giusto che i cittadini che pagano le tasse debbano avere un territorio. Quindi, se ho capito bene, è inutile, come dire, ripianare eventualmente... Solo se saranno strade soggette a interventi del commissario per la depurazione, per il rifacimento della linea, anzi no per il rifacimento, per la realizzazione della fogna, perché non c'è a Catania. Le altre sì, però. Le altre che però corrispondono al 40%, ma lei consideri che noi con 20 milioni di euro non pensi che facciamo chissà che cosa. Giusto. Quindi, però, intanto qualcosa la facciamo. Le strade che più meritano un segnale sicuramente saranno interessate. Là vicino, per esempio, c'è la via Tomaselli, che sarà interessata dei lavori di rifacimento entro il 30 di giugno, perché li farà Terna, in quanto è stata Terna a dover fare i lavori, e quindi abbiamo aspettato il tempo necessario perché si livellasse il sottosuolo, sì. E adesso farà tutta la via Tomaselli, farà il viale 20 settembre, farà Piazza Trento, farà via Corso Italia, e nonostante loro abbiano l'onere di farci solo la porzione su cui hanno eseguito i lavori, invece abbiamo ottenuto, grazie all'assessore Petralia, che ci seguano il rifacimento di tutta la carreggiata. Caspita, quindi il manto stradale rifatto interamente. Sì. Beh, questa è veramente una bella notizia per chi è da quelle parti. Allora, adesso abbiamo ancora un messaggio che dice: buongiorno signor Sindaco, che fine ha fatto il campo di calcetto Velletri che doveva essere consegnato a novembre? Io non so da che parte è questo. Picanello. Picanello. Allora, non lo so, mi informerò. Devo dire che comunque stiamo facendo anche un bell'intervento che ancora deve cominciare, perché siamo nella fase di realizzazione del progetto esecutiva, lì accanto in via Villa Glori, dove c'è un'ex scuola che è oramai abbandonata da tempo ed è anche sede di degrado, perché dentro ci sono delle situazioni certamente non incoraggianti, e stiamo intervenendo per la realizzazione di una scuola e quindi di tutta una serie di servizi a supporto. Credo che ci sarà anche un piccolo impianto sportivo, ma nello stesso tempo il Velletri spero quanto presto finiscono i lavori. Verificherò. Mi scusi, la realizzazione di una scuola, ha detto? Sì. Che tipo? Dovrebbe essere alla fine, chiaramente scuola elementare o scuola media, siccome là vicino c'è, io ogni volta mi confondo con i nomi delle scuole, dietro il campo di via Velletri c'è già una scuola che peraltro è una scuola straordinaria della preside Pappalardo, ammesso che non sia andata in pensione e ci sia ancora lei, in questo momento non ricordo il nome, e per quell'obiettivo che abbiamo noi di realizzare scuole nuove a posto di altre scuole che magari presentino delle condizioni di criticità sotto l'aspetto strutturale. Quindi, e poi magari andremo a riqualificare quella da cui abbiamo effettuato la sostituzione in un percorso lungo, ma che ci permette di avere scuola sicuramente più efficiente e nello stesso tempo più sicura. È un percorso in marcia e non può non farci che piacere. Vediamo ancora cosa scrivete. Buon pomeriggio Sindaco, per la fermata metro di Sannullo è possibile un intervento per mettere in sicurezza l'accesso alla stazione lato via Merlino?
Oggi mi colgono impreparato, certamente ne prendo nota, perché se mi si segnala che c'è un problema di sicurezza è chiaro che cercheremo di intervenire il prima possibile. Perfetto, grazie Sindaco per la sua chiarezza e la sua franchezza. Se mi permette posso utilizzare la regia semplicemente, se poi me li mette mi fa un piccolo appunto con queste indicazioni. Sì, Perfetto, facciamo memoria di questi messaggi in modo che il Sindaco possa avere poi come dire, un résumé di tutto quanto. Desidero segnalare, aspetti qua, che il famigerato cancello a mare del Porto Rossi è perennemente chiuso, nonostante esiste l'obbligo dell'apertura atta a consentire il transito pedonale. Sarebbe intollerabile che presunte esigenze private prevalessero sul diritto del cittadino. Qua siamo a cancello a mare del Porto Rossi. Non solo condivido assolutamente quello che viene scritto, ma sarebbe grave se fosse chiuso, anche perché mi avevano garantito che sarebbe stato permanentemente aperto. Peraltro là c'è una situazione veramente strana da comprendere, perché la strada non è del comune, il cancello non è del comune, è stato messo dal demanio. Peraltro credo che sia stata ordinata la intera rimozione da parte della Procura della Repubblica e quindi il ripristino di una condizione di maggior legalità. È vero che dicono ci siano dei problemi di sicurezza, ma non è certamente attraverso il divieto di accesso ai pedoni che questo divieto di sicurezza può prendere vita. Quindi compreso il cancello, evidentemente. Il cancello deve essere aperto, quindi adesso poi io chiederò al demanio, con cui ogni tanto mi sento per cercare di sistemare quel che non va. È difficile il rapporto fra amministrazioni, perché mi rendo conto che tutti quanti sono con personale insufficiente in numero di unità, però questa è una cosa che ho sempre detto che saremmo intervenuti. Abbiamo noi, anche a seguito delle nostre insistenze, ottenuto la riapertura. Se poi lo vanno a chiudere voglio sapere chi lo chiude e perché. Perfetto, anche questo lo segniamo, poi lo daremo al Sindaco al termine della nostra trasmissione. L'asse dei servizi fino alla rotonda del Faro Biscari, che è il biglietto da visita, è ridotto in uno stato indecoroso tra asfalto e sterpaglie. Presumo che intenda fino a in senso di marcia inverso, quindi da Faro Biscari fino a dove non lo so. Là c'è stato sempre un problema di competenze, però questo tratto che indica chi ha scritto presumo sia quello appartenente al comune, su cui noi abbiamo già programmato un intervento. Adesso non ricordo quando sarà, perché in effetti ha ragione nel dire che un biglietto da visita, perché da lì passano inevitabilmente tutti i passeggeri che vanno o che vengono da Fontana Rossa. È importante che la risposta che ha appena dato il Sindaco, perché concorda in pieno con quello che osservava criticamente il nostro ascoltatore. Andiamo avanti, Piazza Santa Maria Ausiliatrice, sistema di irrigazione mai entrato in funzione. Vede, non è che perché il problema è che al collaudo entrano in funzione, il problema è che poi c'è qualcuno che o la vandalizza, manomettono, o ruba qualcosa, come? Manomettono? Sì, solitamente sì, ora però anche su questo controlleremo. Va bene, d'accordo. Abbiamo ancora qualche secondo per completare le vostre domande. Domanda di oggi. Prendo spunto dal servizio andato oggi in onda al TG. Verde pubblico librino, soldi spesi per poi abbandonarlo a se stesso. Non so se lei sarà d'accordo su questo. Perché è sempre così? Perché dare ragione a coloro che sostengono che qui non cambierà mai nulla? Tristezza, grazie per l'eventuale risposta. È un ascoltatore piuttosto arrabbiato, un'ascoltatrice. Ma più che arrabbiato direi accorato. Accorato. Uno che si vede che ama Catania. Ha ragione, però sia ben chiaro una cosa: se io avessi ereditato una città in condizioni ottimali e l'avessi portata in questo stato, avrebbero assolutamente un diritto di prendersela con me. Io ho preso una situazione che tutti quanti conoscono, non possono pensare che dall'oggi a domani riesca in una trasformazione epocale, innanzitutto dei costumi dei cittadini e poi anche nella capacità di dare risposte. Ho spiegato prima quali sono le nostre difficoltà sulla manutenzione del verde, ma non deve essere un alibi, semmai deve essere un monito per noi per cercare di fare meglio. Quindi, ma mi spiacerebbe se chi ha scritto pensasse veramente che non ci siano le ragioni per credere in un cambiamento, anche perché se noi vediamo in quel che sta facendo questa amministrazione, tutto ci possono dire, ma non che non stiamo mettendo tutto noi stessi, dedicando ogni minuto della nostra vita a questa causa, perché io sono d'accordo, questa è l'ultima possibilità che ha la città.
Caspita. Eh sì, perché oramai siamo in una condizione di demotivazione, di rassegnazione, per cui o ci risolleviamo oppure non ci sarà più la possibilità di farlo. E allora questo almeno è l'input che io mi sono dato. Beh, sono parole molto importanti, severe, gravi del sindaco, e noi nel nostro piccolo, se permette, noi cerchiamo di fare proprio questo, di sostenere. Sono qua per questo, proprio perché dobbiamo cercare Esatto. di dare risposte. Esatto, sostenere, come dire, la vostra iniziativa con, diciamo, le domande concrete che vengono dagli ascoltatori. Per oggi abbiamo concluso. Sindaco, grazie per la sua chiarezza e la sua franchezza anche per quest'ultima risposta. Venerdì ci rivediamo? Sì, ci Non vediamo. ci abbandona, perché ogni volta noi temiamo, non viene più. Invece il sindaco Trentino è sempre generoso e puntuale. Grazie a voi per averci seguito, la programmazione prosegue. Buon pomeriggio. Buon fine settimana.